buongiorno, benvenuti al webinar che Veneto Welfare, l'unità operativa della Regione Veneto, ha organizzato in occasione di quella che è ormai un appuntamento fisso da parte della nostra struttura operativa regionale negli itinerari del welfare a livello regionale. Oggi il tema che affronteremo è un tema che si inserisce a pieno titolo nel periodo storico che stiamo vivendo e abbiamo chiesto la presentazione, la collaborazione stretta ormai da anni con i percorsi di secondo welfare, la professoressa Franca Maino e il ricercatore di percorsi di secondo welfare Valentino Santoni. Il tema di oggi è la presentazione del quinto rapporto sul secondo welfare, il ritorno allo Stato sociale, mercato, terzo settore, comunità oltre la pandemia. Una sorta di ripensamento di quello che è lo scenario che è in atto, ma soprattutto un'analisi molto chiara che abbiamo occasione di avere e ringraziamo i relatori per la disponibilità di quella che è la fotografia complessiva dei dati sul welfare, sulle varie tipologie di welfare, non solo a livello regionale, ma soprattutto in uno scenario di carattere nazionale. Visti i tempi, i partecipanti sto notando stanno arrivando, quindi abbiamo ancora una breve introduzione. Anticipo che questo è il terzo incontro di 4 incontri programmati. L'ultimo incontro quasi sicuramente si svolgerà, si svilupperà verso il mese di dicembre, verso la fine dell'anno, e avrà come tema una riflessione profonda sui ruoli e sugli organismi strategici della bilateralità a livello regionale, ripercorrendo l'esperienza e la programmazione di un'unità operativa Veneto Welfare nata da una legge regionale del 2017 e operativa effettivamente dal 2018. Un momento di sintesi che faremo a fine anno. Non porto via altro tempo e mi permetto di presentare, ringraziandola ancora una volta, la professoressa Franca Maino per la sua disponibilità, ovviamente Deus ex machina dei percorsi di secondo welfare, realtà ormai conosciuta a livello nazionale, sostenitrice di una sorta di triangolazione Milano, Roma, Venezia, perché è un'alleanza che stiamo mettendo fortemente in piedi, e docente all'Università degli Studi di Milano. Ecco, io non porto via altro tempo, ringrazio ancora e passo immediatamente la parola per una fotografia. Ho avuto l'onore di vedere un po' le slide in anticipo, professoressa, e devo dire che sono veramente entusiasmanti. Ecco, passo la parola e la ringrazio. Grazie a lei e a voi perché avete diciamo, contribuito ad organizzare questo momento per noi importante. È un'occasione per ritornare sul nostro lavoro, in particolare sul quinto rapporto sul secondo welfare, ma quello che proverò a fare io e dopo di me anche Valentino Santoni sarà attualizzare quello che è emerso, i risultati di questo lavoro che abbiamo chiuso alla fine del 2021 e presentato a gennaio di questo anno. Quindi partiremo da dati che crediamo rimangono ancora molto attuali e insieme andremo a guardare qual è l'onda lunga di questa crisi pandemica e come quegli effetti si riverberano sul presente. Il titolo del mio intervento è appunto Welfare integrato, che rimanda al ruolo del welfare aziendale e territoriale in questi tempi pandemici, e vi mostrerò alcuni dati appunto di una survey che abbiamo condotto e che è ampiamente presentata all'interno del nostro rapporto. Intanto a livello introduttivo volevo condividere con voi che cos'è il quinto rapporto, di che cosa si tratta e darvi rapidamente un'idea dei suoi contenuti più generali, prima di arrivare più specificamente all'oggetto di questa mia relazione. Ogni 2 anni il nostro laboratorio prepara un rapporto che vuole fare il punto sullo stato di sviluppo, di salute del nostro sistema sociale, il nostro sistema di protezione sociale.
mettendo in luce non solo diciamo, le criticità, le sfide, ma anche le esperienze, le dinamiche di appunto sviluppo rispetto al nostro paese, quando è possibile con un approccio comparato. Quindi noi raccogliamo dati, valutazioni, analisi, le elaboriamo, le confluiscono nel nostro rapporto biennale e crediamo che questo patrimonio, diciamo, di conoscenza possa rivolgersi tanto agli studiosi di welfare quanto a stakeholder e policy maker che operano nel campo del welfare. Il nostro ultimo rapporto si intitola appunto Il ritorno dello Stato sociale, mercato, terzo settore e comunità oltre la pandemia, e fa specifico riferimento proprio al biennio pandemico 2020 e 2021. E ritornerò sul valore, sul senso di questo titolo nelle mie conclusioni. Il rapporto, come vedete, si articola in 4 parti. Siamo partiti dalle sfide, come vi dicevo, le sfide legate alla pandemia, per poi andare ad analizzare come il secondo welfare, che tipo di traiettorie ha intrapreso il welfare, in particolare il secondo welfare, per rispondere a quelle sfide. E lo abbiamo fatto attraverso l'analisi di 3 survey dedicate al welfare aziendale, appunto, al welfare filantropico e a quello di prossimità. C'è poi una terza parte in questo rapporto che è scaricabile, fruibile liberamente per chiunque sia interessato. La terza parte è dedicata alle esperienze dai territori e dei territori, perché da quei capitoli emerge come, nonostante la pandemia, i territori, le comunità, gli attori pubblici e non pubblici abbiano reagito allo shock pandemico e abbiano anche saputo generare opportunità di cambiamento. E da ultimo le prospettive, le conclusioni e le prospettive, su cui appunto dirò qualcosa alla fine del mio intervento. Ma in particolare oggi insieme ci interessa guardare più nello specifico al welfare aziendale e territoriale, a quello che nel mio titolo ho chiamato il welfare integrato. Allora, qual è stato il punto di partenza? La pandemia, e oggi diciamo una pandemia acuita dall'attuale crisi diciamo internazionale e crisi energetica, che ha generato nuove pressioni che stanno contribuendo a trasformare il welfare attuale del presente, con delle conseguenze però chiare sui prossimi mesi e più in generale di lungo periodo. Allora, questo ci ha portato a riflettere, e crediamo sia diciamo una riflessione assolutamente attuale, che ci si muove sostanzialmente tra due scenari polari. Siamo perfettamente consapevoli che non prevale uno o l'altro, coesistono, però è importante coglierli nella loro polarità per andare poi ad indagare in effetti che cosa succede nella realtà. Da un lato la pandemia e il prosieguo delle sfide generano delle continue pressioni sul nostro sistema di welfare e acuiscono le disuguaglianze sociali o il rischio di nuove e più forti disuguaglianze sociali. Dall'altro però ci sono anche segnali di una maggiore solidarietà e inclusione, grazie anche al contributo del secondo welfare e del secondo welfare che opera a livello locale. Questo ci ha portato a impostare lo sviluppo, diciamo le riflessioni, le analisi all'interno del nostro quinto rapporto, diciamo prendendo in considerazione le dinamiche lungo 2 direttrici, pubblico, privato e nazionale e locale, la ridefinizione dei rapporti tra pubblico e privato, tra attori pubblici e attori privati e tra 2 livelli di governo, quello nazionale e quello subnazionale. E come vedete da questa slide e da questa figura, la ridefinizione di questi rapporti ha fatto sì che l'emergenza pandemica riuscisse a contrastare o che si riuscisse a contrastare l'emergenza pandemica grazie a soggetti appunto del secondo welfare che, muovendosi tra
pubblico e privato nazionale e locale, hanno contribuito a delineare un modello comunque più resiliente di società e sostenibile, che ci ha portato fin qua ad affrontare nuove sfide. E quindi è emerso che è possibile come dire, affrontare, fornire soluzioni a situazioni avverse, è possibile intercettare bisogni sociali, quelli vecchi ma anche quelli nuovi, è possibile spingere sempre più in là le frontiere dell'innovazione sociale, quindi il tema è affrontare vecchi e nuovi problemi anche attraverso un approccio che vuole essere innovativo, ed è possibile rafforzare i ponti tra livelli di governo, tra attori portatori di interessi differenti, ma anche tra bisogni espressi e risposte in termini di servizi. E quindi in questa figura voi vedete che appunto tanto diciamo nel quadrante più in alto troviamo una serie di misure di portata nazionale, dal reddito di cittadinanza all'assegno unico e universale per i figli, tutto il dibattito sulla long term care, ma se ci spostiamo verso il quadrante più in basso a destra, quello in blu per intenderci, lì troviamo in effetti una dimensione locale che si è fortemente attivata e che ha visto il coinvolgimento di attori non pubblici, e nel rapporto noi diamo conto di come questo è avvenuto e delle sue implicazioni. Vediamo appunto quindi che cosa ci dicono le survey che abbiamo condotto e che sono presentate nel quinto rapporto. Due brevi cenni alla metodologia che abbiamo utilizzato. Intanto io parlo di secondo welfare, ma lo faccio riferendomi a tre macro aree o tre macro componenti del secondo welfare, che sono qui richiamate: il welfare aziendale territoriale da un lato, il welfare filantropico dall'altro e il welfare di prossimità. Oggi noi lasciamo sullo sfondo il welfare filantropico e quello di prossimità, ci concentriamo sul primo, ma diciamo nel rapporto poi noi mettiamo in relazione perché queste tre forme di secondo welfare, perché comunque la capacità di reazione e di risposta dei territori passa anche attraverso una sinergia forte tra queste tre forme principali di secondo welfare. Dall'altro, per tornare sulla metodologia, abbiamo dapprima realizzato una serie di focus group coinvolgendo attori diciamo che operano all'interno di queste tre aree del secondo welfare, e poi dai focus group abbiamo lanciato 3 survey coinvolgendo esperti, diciamo sia esperti di welfare in generale, ma in particolare esperti di queste tre forme di secondo welfare, interrogando loro per capire che cosa. La survey l'abbiamo lanciata nel maggio del 2021, a oltre, avete visto, 200 esperti, e le 3 survey si sono concentrate su 3 macro temi, scusatemi, il contributo alle trasformazioni del secondo welfare nella fase più acuta della pandemia e rispetto al futuro. La seconda macro tema che abbiamo indagato è il posizionamento tra pubblico e privato e nazionale e locale delle leadership di alcune organizzazioni chiave all'interno di queste tre forme di secondo welfare. E poi il contributo del secondo welfare, del welfare aziendale e territoriale, del welfare filantropico e di quello di prossimità rispetto agli obiettivi dell'Agenda 2030, perché sappiamo e sapete che l'Agenda 2030 è ormai un faro per qualsiasi organizzazione, per qualsiasi istituzione, e aiuta ad orientare le scelte. E quindi anche noi abbiamo voluto approfondire, su questo tornerà poi Valentino Santoni nel suo intervento, in che modo il secondo welfare, riletto alla luce delle sfide pandemiche, riesce a contribuire o meno al raggiungimento di quegli obiettivi. Stessa struttura per le 3 survey, con però, dove era opportuno, anche domande specifiche per ognuna delle tre macro aree del secondo welfare. Veniamo subito ai risultati.
Come vedete, gli esperti ritengono che da un lato il secondo welfare abbia saputo mitigare l'impatto, le conseguenze negative della pandemia, e non solo, gli esperti ci hanno detto continuerà a farlo. Quindi la sfida della pandemia e oggi diciamo della crisi energetica, delle nuove trasformazioni, delle conseguenze di un mondo sempre più globalizzato, e che vede come reazione da parte degli stati nazionali quello di pensare che la chiusura verso l'interno possa essere la risposta, ecco, si può vincere, si può affrontare non solo con un intervento esclusivo prioritario dello Stato, dell'attore pubblico a livello nazionale, ma anche degli attori, del contributo che viene dai livelli subnazionali di governo, le regioni, gli enti locali, e la valorizzazione di attori non pubblici. Quindi il secondo welfare ha contribuito e contribuirà a rispondere ai bisogni emersi durante la pandemia e a limitare le ricadute sociali ed economiche che si sono manifestate. La pandemia ha anche prodotto e continuerà a produrre dei cambiamenti in tutte quelle aree che noi siamo andati ad analizzare con domande più specifiche, e questi cambiamenti riguarderanno uno degli aspetti che connota più chiaramente il secondo welfare, che è la crescita delle reti multiattore, quindi il fatto che attori portatori di interessi diversi sono almeno in parte disposti a mettere, come dire, in secondo piano l'interesse personale di quella specifica organizzazione per guardare o dare spazio ad un interesse che è quello collettivo, il benessere, il benessere della collettività, e quindi fornire risposte che entrino nel merito dei problemi e forniscano delle soluzioni. Quindi le diverse forme del secondo welfare, compreso il welfare aziendale, ha modificato, si modificherà a causa dell'emergenza e anche delle nuove emergenze, e ha contribuito e continuerà a rafforzare queste reti multiattore fortemente radicate nei territori. E ancora ci siamo interrogati sulla crescita delle disuguaglianze sociali, ma anche disuguaglianze tra territori. Sapete che il nostro è un paese caratterizzato dalla sua storia, dal suo passato da sempre, da una forte articolazione territoriale che è stata da sempre valorizzata, ma che ha contribuito ad alimentare differenze che si sono poi riverberate, si riverberano in differenze di risposte. Allora questa è una ricchezza, ma può essere anche un forte rischio, perché vuol dire non trattare tutti allo stesso modo, non fornire le stesse risposte. E da questo certamente un welfare nazionale, risposte che provengono da schemi, programmi nazionali sono la soluzione, ma non basta. E quindi la sfida grande è come integrare il contributo di misure nazionali con risposte che arrivano dal basso. Da questo punto di vista gli esperti che cosa hanno sottolineato? Che non sembra che il secondo welfare accresca, acuisca o non l'abbia fatto in una situazione di shock come quello della pandemia, le differenze territoriali. Sono incerti su questo gli esperti, non hanno dato risposte sempre convergenti, ma certo non hanno segnalato una situazione di forte allarme. Quindi c'è la possibilità, si intravede la possibilità di far coesistere un welfare nazionale con la valorizzazione di welfare territoriali o la territorializzazione del welfare. E allora da qui andiamo ancora più a fondo sul welfare aziendale territoriale. Come vedete questa slide prova a fornirvi una sintesi più più dettagliata rispetto proprio al welfare aziendale tra fase più acuta della pandemia e futuro. Quindi che cosa emerge? Gli operatori, gli attori che più direttamente si occupano di welfare aziendale hanno saputo modificare ampiamente la propria offerta, i propri piani di welfare,
e questo ha portato all'emersione di nuove risposte, di nuove soluzioni. Qui citiamo le risposte più legate al badantato, alla sfida dell'invecchiamento, alla presa in carico degli anziani, sapete, più colpiti dalla crisi pandemica, ma anche le famiglie con i figli. Molte imprese hanno, è vero, dovuto abbandonare il welfare aziendale per ragioni economiche, ma hanno poi comunque altre hanno saputo rispondere e lo hanno fatto sia con interventi unilaterali, ma anche rafforzando la dimensione della contrattazione, della bilateralità. Quindi accordi incentrati sul welfare che hanno rafforzato le risposte. Quindi la sinergia tra la parte datoriale e la parte sindacale, gli enti bilaterali, fondi previdenziali, fondi sanitari, ha ampliato il pacchetto delle misure e delle risposte. E queste si sono sempre più innestate sui territori e sempre più lo faranno. Abbiamo visto crescere molto l'area della sanità integrativa, non ci stupisce perché la pandemia è stata prima di tutto un'emergenza sanitaria, anche se si è rapidamente trasformata in un'emergenza sociale ed economica. E anche rispetto al welfare aziendale è emerso forte il tema delle reti, perché sempre più nei territori non sono le aziende da sole che alimentano, costruiscono i piani di welfare aziendale, c'è un'apertura a farlo con attori del terzo settore e anche in dialogo con il pubblico. Quindi il welfare aziendale continuerà a contribuire a dare risposte a bisogni emersi durante la pandemia, e questo ci dice molto su quello che potrà, o ci interroga, ma ci fornisce anche alcune piste di analisi rispetto a quello che potrà succedere nei prossimi mesi, dove ci sarà da affrontare appunto la crisi, diciamo così, energetica. Quindi nonostante la pandemia, l'impegno delle imprese, degli attori del mondo produttivo nel campo del welfare non si è fermato. Al contrario, dove era già presente, il welfare aziendale ha contribuito a dare risposte ai nuovi bisogni scaturiti dall'emergenza sanitaria e poi sociale. Secondo gli esperti, il welfare aziendale continuerà a diffondersi e l'accento è spesso proprio posto sul tema della contrattazione e della bilateralità, rispetto alla quale sappiamo il contributo prezioso che viene da un'organizzazione come Veneto Welfare, che si spende in termini di anche a partire dalla dimensione culturale, ma non solo, intorno a questi temi. Un punto importante è che pur essendoci delle chiare differenze tra gli attori in campo, e qui li cito, le imprese, le parti sociali, appunto le casse, i fondi integrativi, gli enti bilaterali che operano nei territori, si è riusciti a fornire una risposta concreta. No? Questo è l'elemento. E aspetti concreti che si sono andati ad innestare rispetto a quelle misure promosse dal governo attraverso i diversi piani emergenziali e compreso poi lo sviluppo del PNRR. Veniamo al posizionamento dei protagonisti del secondo welfare, perché pensiamo sia una chiave di lettura interessante per cogliere le trasformazioni. Le organizzazioni, secondo gli esperti, hanno dimostrato una generale apertura all'ibridazione. È un aspetto importante questo dell'ibridazione, perché ci dice qualcosa sulla crescente disponibilità di attori pubblici e privati a lavorare insieme, dicevo prima, a costruire, a rafforzare un approccio sempre più territoriale al welfare. Certo, permangono delle perplessità, non ce lo nascondiamo, ne siamo perfettamente consapevoli e lo ribadiamo anche nel rapporto, e in particolare proprio intorno al welfare aziendale e territoriale emergono queste come dire, resistenze che sono ancora presenti, ma non sono prevalenti. Come dire, si confrontano anche con voci che vogliono mettersi in campo e provare a, come dire, investire su questa ibridazione. Tra i diversi attori, proprio i sindacati appaiono agli occhi degli esperti come i più conservatori, anche se non sono contrari a priori allo sviluppo appunto del secondo welfare,
E va anche rilevato che le parti sindacali, i sindacati hanno anche posizioni differenti tra di loro che rispetto al welfare aziendale in certi contesti emergono più chiaramente. Il mondo del privato è quello che risulta più aperto all'idea di costruire alleanze pubblico-privato e a quell'ibridazione di cui ho appena parlato. Certo, e qui è un punto importante su cui voglio richiamare la vostra attenzione, nessuna organizzazione è oggi su posizioni estreme, così ci dicono gli esperti, a testimonianza di un cambiamento culturale che è in corso. È in corso perché, crediamo, perché noi veniamo da una crisi precedente, che è quella del 2007-2008, che ha generato quello che la letteratura politologica di chi studia le politiche pubbliche definisce un effetto legacy, path dependency. Siamo oggi dentro un sentiero che certamente deve fare i conti con una serie di crisi ripetute, ma che beneficia anche del fatto che abbiamo esperienze virtuose, positive, che hanno visto già attori diversi lavorare insieme e quindi questo rende, non ovunque, c'è ancora molta strada da fare, ma rende almeno alcuni contesti, alcuni attori più pronti ad affrontare anche nuove sfide. Qui vedete, lo trovate poi se volete approfondire nel rapporto, proprio il posizionamento degli attori ed è chiara questa figura, no? In questo quadrante in alto a destra, più affollato, troviamo la maggior parte delle organizzazioni che più attivamente operano e danno un contributo allo sviluppo del secondo welfare, dalle organizzazioni sindacali alla rappresentanza delle parti datoriali, alla rappresentanza degli interessi pubblici con ANCI, che rappresenta i comuni italiani, ma anche tutto il mondo del terzo settore. Qui troviamo, vi dicevo, le parti sindacali, ma che comunque sono proiettate, possiamo dire così, verso il quadrante in alto a destra. Allora, per avviarmi verso le conclusioni del mio intervento, metto in relazione quanto vi ho detto con il concetto di cambiamento. Che tipo di cambiamento è possibile, quali leve possiamo utilizzare e come accompagnare il cambiamento nonostante la situazione in cui ci troviamo. Ecco, intanto dobbiamo dirci che ci sono delle sfide e la sfida nelle sfide è trasformarle in opportunità per il welfare aziendale, per il welfare integrato. E le sfide sono quella oggi della digitalizzazione e della crescente attenzione alle trasformazioni digitali, quindi alle piattaforme. C'è bisogno di un accompagnamento strategico, oltre che tecnico operativo, per utilizzare i dati, per favorire, per alimentare un sistema serio e solido della conoscenza e per muovere verso quello che possiamo chiamare un welfare di piattaforma. Una seconda sfida è quella di mettere al centro ancora di più le persone e i loro bisogni, decodificando questi bisogni e intervenendo nelle aree più scoperte. Oggi diremmo il binomio pandemia e vulnerabilità legate all'energetica, per fornire delle risposte coprogettando nuovi servizi, ma anche favorendo la rigenerazione dei legami sociali a livello comunitario. L'ibridazione tra profit e non profit. Abbiamo già dei segnali forti che queste due sfere, gli attori che si muovono in queste due arene non sono nemici, hanno iniziato ad essere alleati, ma bisogna lavorare per superare le resistenze che per alcuni vedono ancora contrapposti questi due mondi. E poi la sfida barra opportunità del PNRR e delle risorse da utilizzare bene e i nuovi target da mettere al centro dell'azione, delle iniziative, delle azioni a valere sulle risorse del PNRR. E allora come realizzare il cambiamento trasformando le sfide in opportunità? Crediamo che tre siano le logiche di innovazione su cui investire. Piattaforme, parto da quella centrale, piattaforme marketplace di pooling della domanda e professionalizzazione dell'offerta. Quindi fare incontrare bisogni simili, una lettura di bisogni simili
aggregare, fare sistema sul lato dei bisogni, ma trovare dall'altra parte anche degli erogatori, dei fornitori di servizi che mettano al centro la qualità, perché parliamo di bisogni per persone, famiglie sempre più vulnerabili, ma che lavorino a loro volta in integrazione. Abbiamo però anche una risposta dall'alto che deve valorizzare le persone dentro le comunità e gli attori, le organizzazioni dentro le comunità. E quindi una seconda logica è quella che noi chiamiamo multicanale di ricomposizione sociale. La terza logica è quella degli appalti, dei contratti, degli affidamenti che siano sempre più basati su logiche orientate al risultato. Non basta erogare le risorse, farlo a pioggia, farlo sulla base dell'esistente, dei servizi che già sono pronti all'uso, ma bisogna farlo guardando, costruendo degli indicatori che siano in grado di misurare il risultato, l'impatto generato dalle misure che vengono messe in campo. Allora, queste tre logiche possono operare nella misura in cui abbiamo a servizio di queste logiche un sistema della conoscenza. Disponiamo di dati, di informazioni, possibilmente banche dati e data sharing, quindi non ripartire sempre da zero, non avere dei dati settoriali per target, perché le persone, come dire, sono inserite in un contesto familiare, in un contesto comunitario, hanno bisogni diversi che cambiano nel tempo. Allora abbiamo bisogno di fare una lettura aggregata dei bisogni per fornire risposte a loro volta integrate, dicevamo. Tutto questo investe direttamente, questo è il punto, ci ritornerà Valentino Santoni, il mondo del welfare aziendale, il mondo della contrattazione e della bilateralità, che è chiamata, e già lo abbiamo visto, no? Attraverso il welfare aziendale, che passa attraverso anche piattaforme appunto di welfare aziendale, la contrattazione aziendale, interaziendale, la bilateralità hanno già uno spazio nelle logiche di marketplace, possono averlo anche nelle logiche di ricomposizione sociale, e crediamo che gli accordi bilaterali, gli accordi che riguardano tra le parti sociali che riguardano il welfare dovrebbero essi stessi far propria la dimensione outcome based, ed è possibile e ci si può spingere molto avanti in questa direzione. Allora, per avviarmi alle conclusioni con le ultime slide, richiamo velocemente le conseguenze del long Covid e riflessioni più generali, dentro cui innestare riferimenti ancora più specifici al welfare aziendale contrattato. Abbiamo visto due spinte contrapposte, la pandemia ha certamente acuito le criticità, ma come ho cercato di mostrarvi ha anche fornito quindi ha acuito le criticità e ha aperto crepe dove c'erano in certi casi solo delle incrinature, ma ha generato una spinta forte verso il cambiamento, rafforzando anche comportamenti solidali e un senso di comunità. Bisogna però ripensare il sistema di welfare, continuare a ripensarlo all'interno di di quel quadrante che incrocia la dimensione e il rapporto tra pubblico e privato e nazionale locale, in una cornice in cui crediamo le interdipendenze tra livelli di governance e stakeholder siano chiaramente riconosciute e diventino una leva strategica per fornire risposte innovative. Secondo welfare ha contribuito a rispondere all'emergenza, a limitarne le ricadute sociali, cambiando i processi decisionali e le logiche di azione, favorendo sinergie e collaborazioni, ripensando i servizi offerti ai target e favorendo un riposizionamento dei confini tra pubblico, privato e nazionale e locale. D'accordo? I confini non dobbiamo immaginarceli come, come dire, immobili che non possono cambiare. Possono cambiare, nel cambiare certamente possono aprire nuove sfide, ma possono, come dicevo, generare delle opportunità. I mutamenti sono destinati a rimanere nel lungo periodo. Questo non dobbiamo nascondercelo, quindi dobbiamo anche metterci, come dire, in una posizione che ragiona non sul breve, ma sul medio e lungo periodo, e anche quindi guardare a quelle sfide, a quelle opportunità
e in particolare al PNRR e alle risorse che arriveranno anche dalla programmazione europea, non deve essere qui e ora, ma deve essere qui e ora, ma con una prospettiva di lungo periodo. E allora, se guardiamo al futuro, se questo è l'approccio con cui affrontiamo le sfide, la capacità, crediamo, del sistema di welfare di affrontare le sfide del futuro dipende da che cosa? Da un welfare che è sempre più plurale, che non si arrocca su solo pubblico, ma riconosce il valore che arriva in termini di alleanze da attori non pubblici, vuole essere, investe per essere sempre più inclusivo, quindi non lascia indietro i più fragili, che sono quelli in condizioni di povertà, di rischio povertà estrema, ma sono anche quelli che si trovano in situazioni di vulnerabilità e che possono essere riportati dentro una situazione di normalità, in una logica di empowerment, di capacitazione. Non rinuncia all'innovazione e guarda alla sostenibilità. E qui si innesta quel rapporto tra SDGs ma anche ESGs, come ci dirà Valentino. Quindi questa figura che trovate prova a fare sintesi rispetto a quello che vi ho detto. L'ultima slide, e qui noi chiudiamo il nostro quinto rapporto, scusatemi, con le direttrici che sono da coltivare e che, e qui ritorno al titolo del nostro quinto rapporto, perché ritorno allo Stato sociale? Perché è ovvio che non possiamo come dire, far passare in secondo piano lo Stato sociale, ma non da solo. Terzo settore, comunità, mercato sono ormai entrati a pieno titolo tra gli attori che ridefiniscono il welfare del presente e il welfare del futuro. E le direzioni, dicevo, da coltivare sono quelle che vanno nella direzione di migliorare il sistema della conoscenza e la mutualità dei dati, un pavimento forte e solido che è quello del sistema della conoscenza condivisa, rafforzare il sostegno ai gruppi vulnerabili per limitare le disuguaglianze, rafforzare l'inclusività, e questo deve essere anche centrale nello sviluppo del welfare aziendale e integrato, introdurre e potenziare logiche e strumenti di coordinamento multilivello, facilitare la cooperazione tra contesti territoriali, definendo linee guida che aiutino la scalabilità e l'interrelazione tra comunità, tra territori, tra regioni, anche in senso orizzontale. Bilanciare gli obiettivi di breve con le priorità di lungo termine e coinvolgere i governi regionali e locali nell'attuazione delle strategie di investimento nazionali. Io mi fermo, vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a Mirko Casteller. Grazie professoressa, grazie per l'intervento, veramente, perché gli stimoli sono tantissimi. Ricordo tra l'altro a chi ci sta seguendo che c'è la possibilità di fare delle domande nella chat, cercheremo se ci sono di rispondere nei tempi durante il webinar o eventualmente daremo delle risposte via mail successive. In attesa dell'intervento, prima di passare la parola al dottor Valentino Santoni, ricercatore dei percorsi di secondo welfare, mi permetto due riflessioni che possono essere anche da stimolo eventualmente per le riflessioni per chi ci ascolta. È interessantissimo quello che è emerso, le spinte contrapposte, cioè da una situazione di difficoltà data dalla pandemia, data da una progressione economica, data successivamente dalla crisi energetica che comunque impatterà su imprese e famiglie, recente, presente e probabilmente anche a breve futura, si siano innescati dei meccanismi di senso di comunità, di alleanze. Nelle visioni future, il dato sulle visioni future è interessantissimo, cioè l'ipotesi è che crescerà in modo significativo la contrattazione del welfare a livello, la contrattazione welfare a livello aziendale ma territoriale, e sarà valorizzata attraverso la rappresentanza dei corpi intermedi e delle figure, quindi della parte sindacale, il valore storico della bilateralità. Però nel contempo mi sembra di aver letto tra le righe
che l'ibridazione pubblico-privato, che in passato poteva sembrare un tentativo di trovare elementi compensatori al deficit pubblico o eventualmente diventa strategico e complementare, non sovrapponibile e non conflittuale, e questo è anche uno degli elementi che è molto interessante. Da qui anche l'alleanza tra regioni, una visione comune di welfare integrato. Ancora grazie, poi riprenderemo questi passaggi, professoressa, verso la fine, e passo immediatamente la parola al dottor Santoni per quel focus che abbiamo chiesto poi sul welfare aziendale. Abbiamo visto come la bilateralità tipica poi di alcune dimensioni aziendali, valorizzata nelle micro e piccole imprese storicamente in Veneto, ma esiste anche il tema strategico del welfare aziendale presente non solo nelle grandi imprese, ma anche nelle alleanze ormai sempre più presenti tra micro e piccole imprese. Prego. Grazie innanzitutto per l'invito e per questo momento di presentazione. Come giustamente è stato giustamente anticipato, cercherò un po' di fare il quadro rispetto a quelle che sono un po' le caratteristiche e la diffusione del welfare aziendale oggi, un po' riprendendo i dati del quinto rapporto, un po' anche quelle che sono le novità e le nuove ricerche, le nuove informazioni che abbiamo rispetto appunto alle caratteristiche del welfare. Inoltre ovviamente mi focalizzerò per questa presentazione sul tema del rapporto tra il welfare aziendale e l'Agenda 2030, in generale lo sviluppo sostenibile, ma ovviamente ponendo attenzione a quelle che sono le difficoltà attuali, la crisi ovviamente energetica, del caro vita, che sono degli elementi centrali per i lavoratori, le famiglie, ma ovviamente per le imprese che poi sono l'attore centrale che deve fare welfare. Prego. Nella prima parte mi concentrerò sul tema della diffusione, come dicevo. Ecco, ad oggi il welfare aziendale è diffuso, come sapete, attraverso i vari livelli di contrattazione, quello nazionale, cioè riguardante i contratti collettivi del lavoro, i cosiddetti CCNL, ma anche attraverso la contrattazione di secondo livello e le forme unilaterali. Per quanto riguarda la contrattazione di primo livello, i CCNL che prevedono welfare, anzi flexible benefit, quindi in senso molto più generale, sono 10, almeno sono 10 quelli firmati da CGIL, CISL e UIL che abbiamo appunto monitorato e preso in considerazione anche all'interno del nostro rapporto. È interessante questa dinamica perché insomma sono un numero molto importante, riguardano anche settori rilevanti come quello metalmeccanico, che forse è quello più famoso, è stato il primo a prevedere welfare aziendale, ma anche settori comunque rilevanti come quello delle telecomunicazioni, quello degli orografi e gli argentieri. In totale sono oltre 2.400.000, quasi 2,5 milioni i lavoratori coinvolti tramite la contrattazione collettiva e circa 160.000 imprese. Sono di solito cifre molto basse, appunto si parla di flexible benefit, diciamo che nel concreto poi sono dati tramite fringe benefit di 150-200 euro appunto rispetto a quanto previsto dalla contrattazione, ma comunque sono un punto di partenza per molte imprese per costruire poi piani di welfare. C'è poi la contrattazione di secondo livello, c'è quella ovviamente premiale, quindi legata ai premi di risultato, e su questo abbiamo dei dati perché il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce delle rendicontazioni periodiche, di solito mensilmente. Ecco, queste rendicontazioni ci dicono che sono 2,5 milioni anche qui lavoratori che accedono al welfare tramite formule premiali. Poi vi mostrerò un piccolo grafico che sintetizza questi report del Ministero. E inoltre, tramite la contrattazione di secondo livello, rispetto a quello che evidenziano i report e le indagini delle principali sigle sindacali, circa un accordo su 3 prevede welfare o comunque sistemi di welfare aziendale e sistemi integrativi di welfare. Lo dice l'Ocse LDC, lo dice la Fondazione di Vittorio di CGIL, più o meno è quella la stima. È però impossibile, o almeno è molto difficile conoscere la diffusione del welfare attraverso le formule unilaterali, quindi o il regolamento aziendale oppure le formule proprio unilaterali pure, quindi previste dall'azienda. In questo caso
ovviamente non abbiamo dei dati e sarà molto importante capirlo per il futuro. Questo grafico rispecchia appunto le rilevazioni e la reportistica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È interessante osservare quella che qui vedete come una linea blu che evidenzia il rapporto percentuale degli accordi che prevedono welfare sul totale degli accordi che prevedono premialità, premi di risultato e formule premiali. Ecco, è interessante perché inizialmente questa percentuale era bassa nei primi anni, nel 2017 e nel 2018, ma progressivamente è andata ad aumentare. Oggi sul totale degli accordi che prevedono produttività nel mese di luglio erano attivi 10.000 accordi appunto che prevedevano premi di risultato, ecco circa il 60% prevede welfare o la conversione di questi premi in welfare o comunque strumenti di welfare. È interessante appunto vedere come sia cresciuto come è cresciuta la presenza del welfare all'interno di questi accordi, di questi contratti. Poi ovviamente ci torneremo, la più volte ripetuto dalla professoressa Maino, le dinamiche per incentivare la produttività, i premi di produttività oggi si riducono sempre di più a seguito della pandemia, dei costi dell'energia eccetera, però sarà un argomento su cui sicuramente torneremo dopo. Ora è interessante vedere appunto questa dinamica, come il welfare aziendale sia un elemento sempre più diffuso. Prego. Ok. E una sintesi davvero rapida su cosa ci dicono i dati e le principali ricerche riguardo il welfare aziendale. In generale, e questo è chiaro, lo evidenziano diciamo, tutti gli addetti ai lavori, le ricerche dal 2016 in poi, da quelle progressive modifiche della normativa, il welfare aziendale è sempre più diffuso sia attraverso la contrattazione sia attraverso le forme unilaterali e quindi la volontà unilaterale dell'impresa. Prevalgono a livello generale, soprattutto grazie alla contrattazione collettiva, quelle formule che riguardano la previdenza complementare e la sanità integrativa, che sono comunque due pilastri fondamentali del welfare di natura contrattuale aziendale. E ecco, negli ultimi anni, come già ho iniziato un po' ad evidenziare, ma come ripeto, poi ci torneremo, la crisi prima pandemica, ma anche quella attuale con l'aumento dei costi della vita, con la crisi energetica, stanno riducendo la possibilità per molte imprese di investire nel welfare. Ci sono sempre meno margini e questo è un elemento evidente e sicuramente da prendere in considerazione per noi che studiamo questo fenomeno. Anche per questo negli ultimi anni molti interventi normativi, legislativi si sono concentrati in maniera specifica sui fringe benefit, cioè quei strumenti che hanno una soglia normale di deducibilità fino a 258 euro e che sostanzialmente possono essere utilizzati dal lavoratore per acquistare un ampio pianiere di beni e servizi e sono solitamente veicolati tramite voucher o tramite card d'acquisto. I buoni benzina sono un esempio di fringe benefit, forse il fringe benefit più diffuso attualmente. E ecco, questo ovviamente, ci torneremo, è un'opportunità ma può presentare anche dei limiti. Inoltre, ovviamente, dalla pandemia in poi si è diffuso sempre di più la questione della flessibilità e dello smart working. Sono dinamiche che non appartengono in senso stretto alla normativa del welfare aziendale, la normativa fiscale, quella del TUIR, ma è comunque importante sottolineare come queste dinamiche possono essere rilevanti quando si parla di work-life balance, di armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro e come sempre di più le aziende facciano attenzione e anche i lavoratori facciano attenzione a queste opportunità. Allo stesso tempo però ci sono anche delle dinamiche diciamo negative o comunque su cui bisogna fare particolare attenzione che i dati e le evidenze empiriche ci restituiscono. Innanzitutto il fatto che il welfare aziendale è diffuso soprattutto in alcune tipologie di imprese, in alcuni settori produttivi, quelli diciamo in cui la contrattazione è più diffusa, in cui c'è una storia più lunga di contrattazione e di rapporto tra le parti, come ad esempio quello metalmeccanico. Ed è soprattutto più diffuso in alcuni contesti aziendali, nelle aziende più strutturate, quelle grandi che hanno le multinazionali, le multilocalizzate, mentre nelle piccole e medie imprese che prima il dottor Casteller citava, per esempio facendo riferimento al contesto veneto, ecco, in questi casi ci sono molte più difficoltà organizzative, di costi e via dicendo. Ci sono quindi anche differenze territoriali, perché ovviamente il welfare tende ad essere diffuso soprattutto in alcune aree, quelle del nord, del centro-nord, come la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna, e molto meno in altre, come quelle del sud, ad esempio. E questo dipende un po' anche da un contesto di sviluppo economico, da un contesto culturale,
che talvolta agisce come freno per le resistenze dei lavoratori, degli imprenditori, dei sindacati e del territorio, potremmo dire. E quindi ecco, il rischio è che si vada un po' a replicare e talvolta anche ad accrescere quelle disuguaglianze che sono un po' un elemento, diciamo, caratteristico e caratterizza il mercato del lavoro italiano e che insomma ci portiamo avanti storicamente da anni. Ecco, è importante ora evidenziare anche cosa è successo nel biennio della pandemia, perché ci spiega anche molti di quei dati e di quelle evidenze che vi ho appena mostrato. Il tema dei fringe benefit, come ho appena detto, che riguarda appunto il raddoppio della deducibilità, che è arrivata a 516 euro per il 2020 e il 2021 ed è salita a 600 euro per il 2022, tra l'altro con la possibilità anche di pagare le utenze domestiche di acqua, luce e gas, proprio in riferimento a quella crisi energetica di cui oggi facciamo così tanto riferimento. Ma ci sono anche altre possibilità che sono state introdotte negli ultimi anni, soprattutto relative alla pandemia. Ad esempio la possibilità attraverso il welfare aziendale di rimborsare o acquistare tramite i voucher, quindi i fringe benefit, una serie di strumenti, PC, laptop e tablet, legati alla didattica a distanza. E inoltre anche la possibilità di utilizzare il budget welfare che l'azienda mette a disposizione dei propri lavoratori per pagare formule assicurative legate al Covid-19. Ovviamente oggi se ne parla sempre di meno per forza di cose, però è importante capire come ci siano stati questi passi, queste iniziative che sono state introdotte nel tempo proprio per rispondere a queste situazioni di emergenza. Inoltre è stata introdotta negli ultimi mesi la possibilità di introdurre dei servizi per la ricarica gratuita dei mezzi elettrici, ovviamente se inserita all'interno di un progetto aziendale per un determinato periodo di tempo, però è un passo importante perché poi vedremo come il welfare aziendale può legarsi in maniera anche profonda con il tema della mobilità sostenibile. C'è poi tutta la questione che, insomma, tutta la partita che si sta giocando in questi mesi e si giocherà soprattutto nei prossimi anni riguardante il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il welfare aziendale non è un elemento centrale, ovviamente, del Piano Nazionale, però non è neanche mai citato in maniera chiara. Però, diciamo, andando a leggersi quelle che sono le principali missioni, quelli che sono i principali obiettivi e le principali attività previste dal Piano Nazionale, si può prevedere che il welfare aziendale in qualche modo sia uno strumento trasversale per alcune missioni. In ordine di rilevanza del welfare aziendale c'è la missione 5 che parla di inclusione e coesione, di politiche per il lavoro, di infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. Qui il welfare aziendale può sicuramente giocare un ruolo importante. C'è la missione 6 che riguarda la salute, in cui la sanità integrativa può avere sicuramente un ruolo, e infine c'è la missione 3 che parla di mobilità sostenibile, e vedete che qui si ritorna di nuovo a questa questione che ecco, di cui fra poco appunto parlerò. E appunto è proprio il momento di andare ad evidenziare come il welfare aziendale può essere uno strumento importante quando si parla di sostenibilità e in generale di SDGs, quindi gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Perché oggi per le aziende, innanzitutto facciamo una premessa, per le aziende è sempre più importante parlare di investimenti ESG, cioè riguardanti queste tre categorie: l'ambiente, environment, l'impatto sociale, quindi social, e infine la governance, cioè che riguarda diciamo le dinamiche più legate alle relazioni e ai rapporti che l'azienda intrattiene con il territorio e con i suoi stakeholder. Ecco, ora concentrandosi su quelle che riguardano l'impatto sociale, il welfare aziendale è sicuramente uno strumento importante. Riguarda ovviamente le relazioni che l'azienda ha con i dipendenti, fornitori, clienti, il territorio e con la comunità di riferimento, e ovviamente il welfare aziendale può nelle sue varie forme, nelle sue varie possibilità, può dare degli spunti importanti per generare appunto dei punti di contatto con le logiche ESG, con l'Agenda 2030 e i già nominati obiettivi di sviluppo sostenibile. Ovviamente ora andiamo a vedere più da vicino queste caratteristiche, queste dinamiche, però faccio una precisazione: è importante anche prestare sempre attenzione, ma poi ci arriveremo, alla questione delle disuguaglianze che ho poco fa citato rispetto appunto alla diffusione del welfare, che è ovviamente la questione delle disuguaglianze centrale quando si parla di sostenibilità e Agenda 2030.
Ok, rispetto a quelle dinamiche di sostenibilità e di sviluppo sostenibile, il welfare aziendale si lega ovviamente all'obiettivo 5, cioè quello della parità di genere. Perché? Perché innanzitutto alla base di questo obiettivo c'è la possibilità di favorire l'occupabilità e l'occupazione femminile, delle donne. Oggi purtroppo persiste quella visione di una donna, soprattutto nel nostro paese, e in alcuni altri ovviamente a livello europeo, però che la donna si presta soprattutto ai carichi di cura, quindi ha dei carichi riguardanti la famiglia, la gestione dei figli, la gestione familiare molto più pesanti rispetto a quelli dell'uomo, ecco. E le politiche legate al welfare aziendale, come quelle di work-life balance, congedi parentali e familiari, anche per le coppie omogenitoriali e per le unioni civili, la flessibilità oraria, lo smart working, ecco, sono tutti interventi importanti per favorire una maggiore parità di genere e per favorire anche una maggiore occupazione in senso più ampio. Inoltre ci sono poi tutti quegli interventi che riguardano più da vicino la famiglia, le rette per gli asili nido, per le attività scolastiche dopo scuola, le attività educative di bambini e ragazzi. Ecco, sono tutti elementi che vanno un po' a rafforzare questa dinamica che poi appunto riguarda la parità di genere in senso molto ampio. L'obiettivo 8 ovviamente è sicuramente centrale, in cui si parla di lavoro dignitoso, crescita economica, e ovviamente l'obiettivo 9 di imprese e innovazione, in cui appunto il welfare aziendale è cruciale, perché ovviamente il welfare aziendale è uno strumento in generale importante per rafforzare l'organizzazione e per innovare l'organizzazione. Pensate ai rapporti che le imprese tengono con i propri lavoratori, con tutti gli stakeholder, e appunto il welfare aziendale è un elemento che valorizza questi rapporti e valorizza soprattutto un elemento centrale di questi rapporti, cioè il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie. Ecco, qui evidenzio come è una cosa secondo me molto interessante, come il welfare aziendale sia uno dei pochi, forse è stato il primo elemento dello scambio contrattuale che mette al centro del rapporto lavorativo tra impresa e dipendente un elemento privato, personale, cioè quello del benessere. Ecco, è la prima volta che attraverso il welfare aziendale appunto si parla di questi elementi privati, cioè quelli legati al benessere. Quindi è sicuramente una dinamica interessante e innovativa. C'è poi la questione dell'istruzione e della salute. Da un lato ovviamente il welfare aziendale prevede elementi come la sanità integrativa, fondi settoriali e intersettoriali, che sono elementi importanti per valorizzare e raggiungere degli obiettivi definiti dall'obiettivo 3, appunto salute e benessere. E quindi per stimolare anche nuove proposte per creare un sistema di protezione sociale sempre più integrato e volto, finalizzato, potremmo dire, a rispondere a quelli che sono i nuovi bisogni e necessità sociali. Dall'altro lato ci sono gli interventi che possono invece riguardare l'istruzione di qualità. Da un lato la già menzionata istruzione per i figli, quindi attività scolastiche, universitarie, eccetera, ma dall'altro anche la formazione per i lavoratori, quindi ad esempio riguardante la formazione continua, la professionalizzazione e così via. Ok, l'ultimo punto invece riguarda la mobilità sostenibile. È un tema di cui l'ho solamente menzionato poco fa, ma è un tema sicuramente centrale perché si lega ovviamente in più punti con quello che sono le opportunità che le aziende, i comportamenti delle aziende e dei lavoratori. Il tema centrale ovviamente è quello degli spostamenti tra le residenze dei lavoratori e la sede dell'azienda. Ci sono varie attività che attraverso il welfare aziendale o comunque politiche aziendali possono essere promosse per andare a limitare l'impatto ambientale e quindi anche a stimolare nuovi comportamenti sostenibili per i lavoratori e per le aziende. C'è il lavoro agile che sicuramente ha dimostrato, soprattutto durante la pandemia, in questa esperienza forzata di lavoro agile, come possa essere uno strumento importante per andare a ridurre le emissioni di CO2 e quindi anche l'inquinamento. Qui cito una ricerca fatta a livello globale che evidenzia proprio questa dinamica. Altri elementi importanti possono essere il mobility management, quindi la possibilità di investire verso figure che si occupano di piani di mobilità attraverso il sistema di trasporto locale, attraverso un'analisi dei sistemi di trasporto, soprattutto quelli locali, ma anche promuovendo formule di trasporto che potremmo definire alternativo, più sostenibile, carpooling, car sharing e così via.
E infine ci sono vere e proprie azioni di welfare aziendale che possono anche essere collegate al mobility management, e ad esempio l'abbonamento per il trasporto pubblico che è previsto attualmente nella normativa, ma anche iniziative di educazione ambientale, le ricariche per l'auto elettrica, insomma anche altri elementi che possono essere un po' da cui possiamo prendere spunto da interventi fatti in Belgio e in Francia che sono molto interessanti su questo punto di vista. Ok, c'è infine un ultimo punto e qui faccio riferimento, mi ricollego soprattutto al tema delle disuguaglianze, un tema per, tra virgolette, affrontare queste disuguaglianze, prendere atto di queste disuguaglianze che il welfare aziendale può generare, è il tema a cui la professoressa Maino aveva fatto riferimento nella sua presentazione, che riguarda il welfare aziendale territoriale, e cioè, in parole molto, molto semplici, la costruzione, la promozione di reti multi-attori e multi-stakeholder che possono contribuire, grazie appunto alla creazione di questi network, di queste nuove formule collaborative, a ridurre le disuguaglianze, perché innanzitutto permettono di coinvolgere il sistema produttivo territoriale, le reti di imprese, le parti sociali, i soggetti appunto che fanno parte del territorio, e coinvolgere il sistema economico locale, la filiera dei servizi, e quindi a partire dal terzo settore fino ad arrivare all'attore pubblico, e infine coinvolgere l'attore pubblico nella dimensione della governance e nella dimensione più di cabina di regia. Ecco, tutto questo può contribuire ovviamente ad includere quelle realtà, quelle imprese che sono altrimenti escluse dal welfare aziendale, le imprese più piccole, quelle che hanno appunto meno opportunità, le microimprese all'interno del territorio veneto, per citare quello che diceva prima il dottor Casteller, ma anche per dare vita ad una nuova offerta, un'offerta che sia più inclusiva e più attenta anche a quelle che sono le risposte già offerte dall'attore pubblico, e infine anche per arrivare verso nuovi beneficiari, che non sono ovviamente quindi solamente i lavoratori delle aziende coinvolte, ma anche il territorio, le loro famiglie, il territorio, e quindi dare avvio a nuove opportunità proprio per rispondere ai bisogni sociali del territorio inteso in senso più ampio. Ok, vado verso la conclusione, ci sono giusto 2 slide per chiudere, e vorrei appunto riprendere un po' quanto detto finora e tirare le fila anche in base a quelle che sono le dinamiche più di attualità. Innanzitutto la prima riguarda il tema dell'inflazione e della crisi energetica, che oggi diciamo un elemento centrale per lavoratori e imprese. Come ho già detto, queste dinamiche, questa crisi riguardanti soprattutto le dinamiche energetiche, i costi dell'energia, vanno molto ad incidere rispetto a quelle che sono le opportunità delle aziende nell'investire nel welfare aziendale. Il welfare è sicuramente uno strumento che può dare delle risposte sia per contenere il gap tra salario e inflazione, sia per ridurre l'impatto di questo forte aumento dei costi dell'energia. Basti pensare appunto ai fringe benefit e agli interventi che sono stati fatti attraverso il decreto aiuti bis, come ripeto, l'aumento a 600 euro e l'introduzione della possibilità di pagare le utenze domestiche di acqua, luce e gas. Però ecco, ovviamente sono elementi parziali che riguardano i lavoratori, e invece le imprese ovviamente da canto loro hanno sempre meno opportunità, meno risorse per poter dare questi benefit ai lavoratori. Per questo la prima cosa su cui vorrei soffermarmi è quella della centralità, dell'importanza di valorizzare l'esistente. Cioè è sempre più centrale, l'abbiamo visto, la questione del welfare aziendale, è sempre più importante per le aziende focalizzarsi verso questi investimenti, perché sono uno strumento per innovare, per rafforzare l'organizzazione, per attrarre nuovi talenti, migliorare il clima e migliorare proprio il contesto organizzativo, ma appunto come possiamo farlo ora? Valorizzando appunto l'esistente. Un esempio è quello della bilateralità e della contrattazione di secondo livello, sia aziendale sia territoriale. La bilateralità, ad esempio, è per molte imprese obbligatoria, ma molto spesso resta una questione distante dalle dinamiche organizzative, dalle dinamiche del rapporto tra le parti sociali in senso stretto, dalla contrattazione aziendale. È una dinamica per cui l'azienda paga una quota, una dinamica, molte aziende pagano una quota, anche molti lavoratori pagano una piccola parte per appunto alimentare i sistemi della bilateralità, ma per come è strutturata ora, anche da un punto di vista regolativo normativo, non è
funzionale a rispondere appunto a tutte le esigenze di welfare e a creare dei sistemi di welfare che siano attenti proprio anche al territorio. Per questo magari anche dei cambiamenti da questo punto di vista possono essere centrali. Degli altri esempi possono riguardare ovviamente i fondi bilaterali, i fondi contrattuali. E inoltre l'altro punto importante secondo me è quello di tornare a rivalorizzare, a concentrarsi su quello che è il ruolo sociale del welfare aziendale. È stato importante, lo è tutt'oggi, concentrarsi su quelle che sono le dinamiche come i fringe benefit e quindi più monetari, potremmo dirle, del welfare aziendale. Però è un limite quello di limitare il dibattito solamente ai fringe. Sono ovviamente, ripeto, opportunità per dare nuove risorse economiche ai lavoratori e per semplificare un po' l'azione delle imprese, ma è importante valorizzare il welfare sociale, welfare tra virgolette nobile, passatemi questo termine. Come possiamo farlo? Qui metto alcune proposte, alcune idee che possono magari essere riprese in futuro. Innanzitutto potrebbe essere importante valorizzare i fringe benefit, ma valorizzarli in maniera specifica per le prestazioni di natura sociale e sanitaria. È difficile magari pensarlo, ma possono esserci degli strumenti, possiamo pensare ad esempio alla nascita di voucher welfare o welfare card tarate in maniera specifica per quelle prestazioni che riguardano la famiglia, che riguardano la cura e che riguardano l'ambito sanitario. E quindi magari prevedere delle soglie di defiscalizzazione più alte, di una maggiore semplicità di utilizzo per queste tipologie di prestazioni. Dall'altro lato potremmo magari valorizzare quelle professionalità che si occupano di welfare e che si occupano da un lato di ascolto dei bisogni dei lavoratori o del territorio e dall'altro anche di orientamento, quelle figure che potremmo dire dei facilitatori del welfare aziendale o comunque dei facilitatori che sono dei facilitatori per i lavoratori che hanno dei bisogni e che magari non sanno come trovare delle risposte all'interno del territorio. Faccio riferimento ad esempio ai welfare manager, all'assistente sociale di fabbrica, che oggi non hanno degli sgravi, non sono previsti degli sgravi fiscali, dei vantaggi dal punto di vista normativo e fiscale per queste tipologie di professionalità che sono invece centrali per un welfare che sia davvero attento alle questioni sociali. E infine, riprendendo la slide presentata poco fa, sarebbe importante valorizzare la dimensione sociale, magari prevedendo sgravi fiscali e incentivi per quelle imprese che fanno rete, soprattutto non solo con altre aziende, con le parti sociali, ma soprattutto con il territorio, e che quindi si aprono al terzo settore, promuovono reti multi-stakeholder, coinvolgono le istituzioni pubbliche e che quindi propongono servizi e interventi che sono aperti a tutto il territorio e non limitati alla singola realtà aziendale, ma che tentano appunto di aprirsi e di arrivare ad una nuova utenza di beneficiari. Ecco, questa era davvero l'ultima slide. Voglio ricordarvi che se volete approfondire questo di cui abbiamo appena parlato, c'è il nostro sito, c'è appunto il rapporto che è scaricabile all'interno del nostro sito, ci sono anche altri approfondimenti che potete trovare. E colgo l'occasione di nuovo per ringraziarvi e passo la parola al dottor Casteller. Grazie ancora. Grazie dottor Santoni per il suo intervento molto chiaro, molto preciso, soprattutto il tema strategico del welfare aziendale che con alcune riflessioni conclusive, mantenendo il rispetto dei tempi che abbiamo previsto per mezzogiorno, cercheremo anche di riprendere come visione, come prospettiva della nostra unità operativa. In attesa di questa parte conclusiva, mi permetto di leggere, proprio per rispettare anche l'impegno nei confronti delle persone che ci stanno ascoltando, di leggere due domande che pongo a voi, ovviamente massima libertà nella risposta. La prima è: lo sviluppo delle azioni del secondo welfare a fronte di un oggettivo arretramento del welfare pubblico istituzionale può provocare situazioni di disuguaglianza coinvolgenti parti di popolazione non coinvolte dagli interventi del secondo welfare? Questa è la prima domanda. Chi si sente? Provo a rispondere io. Sì, questo rischio c'è, è oggettivo e non ce lo possiamo nascondere. Come dicevo prima e come ha ricordato bene Valentino Santoni, ci sono tante evidenze del fatto che oggi il welfare aziendale è più sviluppato nelle grandi imprese, in alcune parti del paese e là dove comunque le imprese hanno trovato il modo di affrontare prima la crisi pandemica e oggi stanno fronteggiando le nuove sfide.
Crediamo che però questa consapevolezza del rischio della differenziazione e del rischio di alimentare disuguaglianze sociali che comunque sono già alte nel paese debba essere contrastato, e quindi si deve riconoscere il valore di iniziative che diffondano il welfare aziendale territoriale, debbano essere riconosciute, valorizzate, incentivate iniziative che vanno nella direzione della scalabilità, no? Che non ripartano sempre da zero, ma che colgano quelle che sono le iniziative virtuose, positive, in grado di generare l'impatto sociale di cui parlavo, e che possano essere riproposte in altri contesti, favorendo anche azioni cosiddette di bench learning, cioè chi ha fatto bene, chi ha trovato l'accordo, diciamo, giusto, no? Che mette d'accordo le parti sociali, che offre un insieme di misure, di prestazioni, lo può condividere con altre imprese, con altre parti sindacali e datoriali, con gli enti bilaterali, con i fondi, eccetera, e per diffondere quelle che chiamiamo le buone prassi. Quindi sì, ci sono rischi, ma ci sono anche evidenze che è lì che bisogna investire. Ecco, io direi questo. Non so se Valentino vuole aggiungere qualcosa, Valentino Santoni. Grazie. No, niente da aggiungere, prego. Se vuoi proseguire con la seconda domanda, secondo me potrebbe essere più interessante. Grazie. Sì, grazie professoressa, grazie dottor Santoni. L'altra domanda è: buongiorno, perché secondo lei i sindacati sono quelli più conservatori? Quali possono essere le motivazioni? Come superare le eventuali reticenze? Non so, rispondi tu, Valentino, vuoi che risponda io? Magari inizio io, poi tu concludi pure. No, sicuramente, dunque, i sindacati possono anche loro essere parte integrante e trovare quelli che sono i vantaggi e le opportunità di welfare aziendale. Spesso, come ho già detto nella presentazione, ci sono delle reticenze che bisogna un po' contrastare, e forse attraverso anche quelle iniziative diciamo, di distribuzione delle buone pratiche, di bench learning di cui parlava poco fa Franca Maino, ecco, sicuramente aiuta un po' a ridurre queste dimensioni un po' di contrasto del welfare. Ma sicuramente, ecco, per il sindacato questa visione un po' negativa del welfare aziendale sta sicuramente passando, perché è sicuramente ormai entrato come questione al centro delle dinamiche contrattuali, sia a livello nazionale sia a livello territoriale aziendale. Quindi è sicuramente un elemento che era forte negli anni scorsi, ma lo è sempre meno. E se territorialmente magari ci sono ancora dei contrasti, sicuramente ci sono in alcuni settori, in alcuni comparti, è importante magari evidenziare come a livello nazionale si stia seguendo una determinata linea che va anche verso la valorizzazione del welfare aziendale. Lo fanno soprattutto i contratti collettivi nazionali, lo fanno anche i sindacati quando vanno ai tavoli di discussione con il governo, cercando appunto di valorizzare queste dinamiche. Quindi ecco, è un elemento che a livello nazionale si sta valorizzando. Ovviamente ora sui territori c'è più da lavorare, c'è più cultura da fare, più iniziative anche di sensibilizzazione da questo punto di vista, ma la prospettiva è sicuramente tra virgolette positiva, nel senso verso una maggiore attenzione di queste dinamiche attente alle dimensioni del welfare, alla dimensione sociale. Non so, Franca, se vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questo. Sì, volevo, se posso, aggiungere un elemento. Cioè io credo che il sindacato, non solo il sindacato, diciamo, rimanga ancora un po' legato all'idea che le risorse economiche siano, non dico l'unica soluzione, ma la soluzione principale. Allora, da un lato, il sindacato, che è fortemente impegnato a difendere, ovviamente a proteggere, a tutelare i lavoratori e le lavoratrici, si preoccupa della parte retributiva, della sicurezza nei luoghi di lavoro, e non vuole distogliere diciamo, risorse dalla possibilità
che si rinnovino i contratti, che poi le famiglie, le persone, i lavoratori e le lavoratrici possano utilizzare come vogliono le risorse. Il problema è che in una situazione di risorse scarse diventa fondamentale fare massa, fare sistema e spostare anche il fuoco dalle prestazioni monetarie ai servizi. Bisogna raggiungere, rispondere alle sfide che riguardano le persone e le famiglie con i servizi. Ovviamente organizzare dei servizi vuol dire individuarli, trovare i fornitori, scegliere i fornitori, fare in modo che le persone e quindi lavorare in termini culturali perché le persone spostino, capiscano l'importanza di fruire si dice servizi in kind, no? Servizi tangibili, reali, invece che acquisire risorse, bonus, prestazioni monetarie, far quello che si vuole e in molti casi anche utilizzare per finalità diverse le risorse quando arrivano. Allora, un conto è la retribuzione, nessuno la vuole mettere in discussione. Dall'altro lato, però, nello sviluppo del welfare aziendale si intravede o diciamo molti sempre più intravedono la possibilità di passare, di potenziare la dimensione dei servizi, avvicinando il nostro modello di welfare a quelli che sono gli standard dei principali, dei paesi europei, anche all'interno di quelle che arrivano, sono le raccomandazioni, le linee guida dell'Unione Europea che invita i Paesi membri a investire sui servizi, servizi per l'infanzia, servizi per le famiglie, le persone che hanno vulnerabilità, difficoltà, che hanno persone a carico con forme di disabilità, gli anziani sempre più in un paese che invecchia. Allora io credo che ci sia molto lavoro da fare, superare delle resistenze che in molti casi sono legati a quello, no? Risorse monetarie. No, è più difficile, è più articolata la strada dei servizi, ma anche il sindacato deve contribuire ad andare in quella direzione e quindi anche nella contrattazione a mettere, diciamo, dei paletti o possibilmente dei vincoli. Da questo punto di vista, e chiudo, la bilateralità perché è preziosa? Perché la bilateralità, in particolare laddove è obbligatoria e prevista dalla normativa, è già andata nella direzione dei servizi. Il problema è che anche quando si fa lo sforzo nel mettere a disposizione dei servizi, forse è troppo carente l'investimento sulla comunicazione, forse dall'altro lato i destinatari non colgono, ma c'è uno iato, c'è una differenza tra quando c'è un'offerta e l'effettiva fruizione. Quindi quella è un'altra criticità su cui bisogna investire, fare in modo che laddove i piani di welfare ci sono, dove i fondi bilaterali sono utilizzati e mettono a disposizione servizi, risposte, queste vengano effettivamente utilizzate e più possibile pienamente. Grazie professoressa, soprattutto su una domanda che tocca equilibri, relazioni, rapporti significativi, risorse economiche ma anche famiglie, risorse umane. Ricordiamo che il Veneto è stato il padre fondatore della bilateralità, soprattutto nel mondo dell'artigianato, ha fatto della bilateralità il modello di incontro di una comunità, oltre che di forme di rappresentanza. Ricordando a chi ci sta seguendo che tutto il materiale che ha visto presentare oggi lo troverà all'interno del sito di Veneto Welfare, ricordo anche che l'unità operativa Veneto Welfare sta attivando, ha attivato ormai da più di un anno, un sistema di accreditamento a livello regionale che ci sta introducendo a valorizzare quelle realtà sul welfare a livello territoriale, individuando elementi come ad esempio il welfare di pluralità, argomenti che non si sentiva molto parlare, oppure il welfare inclusivo o welfare innovativo, portati avanti dalle aziende, da aziende che fanno welfare nel territorio, da istituzioni, da enti bilaterali, da sistemi sanitari collaterali ma non competitivi, ma in competizione col sistema sanitario pubblico, ma complementari, come abbiamo detto, per non parlare della previdenza complementare, che è uno dei gioielli che abbiamo non solo a livello regionale, ma ci viene riconosciuto anche
in crescita esponenziale a livello nazionale. Rispetto agli interventi di oggi, facendo ancora i complimenti, mi permetto di orientare una piccola conclusione che può essere utile. Quello che emerge, che abbiamo visto emergere in modo significativo, è sicuramente una trasformazione, mi permetto di dirlo, in atto per quanto riguarda il welfare aziendale, che è uno strumento sempre di più di sviluppo di comunità, quindi non rimane solo all'interno dell'impresa, ma sempre di più, vuoi per la congiuntura storica, vuoi per fattori di carattere sociale e economico, ma anche di crisi pandemico-economica, si è sostituito e sta dando risposte efficaci a quelli che sono i bisogni. Quindi non ha più un ruolo di marginalità, ma ha sempre di più un ruolo strutturale all'interno del benessere dell'individuo e del rapporto tra l'individuo all'interno di una realtà lavorativa. Da qui mi sembra di aver compreso la crescita significativa della valorizzazione della rete dei soggetti nel territorio, sotto vari aspetti: istituzioni, imprese private, cittadini, enti del terzo settore. Cioè sembra ci sia ormai la necessità di pensare in modo unitario. Lancio una riflessione su una necessaria propulsiva riforma innovativa della bilateralità alla luce di questi stimoli che sono emersi poi dagli incontri. E quindi il welfare aziendale diventa sempre di più, nel momento in cui più si creano queste reti, più si creano queste sinergie, passa da un welfare aziendale a un welfare territoriale, che, se mi permettete, è caratterizzato, e voi l'avete evidenziato benissimo e vi ringraziamo per come siete riusciti attraverso i dati e le riflessioni, si caratterizza di una sorta di responsabilità condivisa, sociale, e che impatta anche in quello che la domanda facevo, una delle domande sul tema della disuguaglianza. Grazie a questa forma, a questo ampliamento delle reti delle aziende, il welfare aziendale oggi noi possiamo dire tranquillamente che è diventato strumento di sviluppo sociale, di sviluppo economico. Il welfare è una variabile competitiva, economica, effettiva, rende uno dei temi forti che si vive a livello regionale è l'appetibilità aziendale, cioè il tema non è il posto di lavoro, ma trovare un luogo di lavoro e trattenere il personale in quel ruolo di lavoro o luogo di lavoro. Perché l'elemento economico, lo vediamo nella riforma, o meglio nelle nuove contrattazioni territoriali, è importante, ma non è più decisivo. C'è molto welfare, c'è molto benefit, c'è molta qualità della vita, c'è molta ricerca ben oltre il luogo del lavoro di quella che è un'esistenza di un individuo all'interno della realtà. E la crisi economico-energetica che vivremo in questo periodo, l'avete evidenziata voi, andrà a accentuare i percorsi alternativi. Non ci sarà una tendenza alla chiusura, dobbiamo far sopravvivere le imprese, non penseremo ad altro, perché il modello europeo lo sta dimostrando. Se l'impresa si chiude a una visione della sopravvivenza a breve, rischia, come è successo in default a livello regionale, di perdere milioni e milioni a livello nazionale di dipendenti. Il fenomeno delle dimissioni in massa che si vede soprattutto in alcune fasce d'età è un fenomeno che deve essere tenuto in considerazione. Ecco, io mi sono permesso, ma senza mancare di rispetto certamente ai relatori, di portare via qualche minuto in più. Voglio ringraziarvi, ringrazio la professoressa Franca Maino, ringrazio il dottor Valentino Santoni per la disponibilità e per gli argomenti trattati. Veneto Welfare, l'unità operativa coordinata dall'avvocato Silvia Cavallarin, ha avuto una spinta prorompente nell'ultimo anno, ha avviato collaborazioni strette con realtà come Secondo Welfare e le difendiamo in modo significativo. Se ci sono altre domande le potete porre, le risponderemo ovviamente e ci diamo un nuovo appuntamento entro fine anno per il quarto incontro programmato. Grazie ancora, grazie a chi è intervenuto. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie.